siamo già pronti e possiamo ripartire in registrazione. Il tempo di farli sistemare. Direttore Ivano Argiolas, che ha curato gli arrangiamenti, le musiche dei canti del coro Padentes. Eccoci qua, ci siamo quasi tutti, sono presenti. Eccoci qua, inconfondibile l'abbigliamento maschile, questi colori accesi, questa scelta di colori decisi di Desulo. Ci siamo, potete stare così larghi e ben aperti, così facciamo inquadrare la telecamera e poi vi chiuderete per il canto. Maestro Lucio, ok, sì, si chiuderanno quando cominciano a cantare. Non è pronto il nostro Marco Loi? Ah, ok. Sistemiamo un attimo il nostro crane cam con Davide, il nostro maestro, che riesce a fare delle immagini in movimento, l'effetto tridimensionale, con Alberto però, che è un bel complice, bel compagno di lavoro. Poi qui invece che abbiamo Carletto, non mi vedo la mia troupe stasera, Carletto ciao, poi abbiamo Robertinho, Roberto Puzzu, dicevi Vincenzo Rodi alla camera centrale, Lucio, il peggiore, quello che mi dà sempre i temi, dice di smetterlo, vabbè, ok, parto, voi siete pronti con l'applauso? Allora aiutatemi, dai. L'applauso di Rotelli lo voglio subito girare ai nostri prossimi ospiti di Sardegna Canta in tour per quest'estate 2011, ricca di musica e di belle occasioni. Questa nostra tappa di Rotelli abbiamo avuto occasione di significare, insomma, l'aspetto legato alle maschere etniche dei Sostulpos. Vedremo anche tutto un filmato che racconta il carnevale estivo, questa rievocazione, ma intanto veniamo ai nostri ospiti. Certo, chi si intende in qualche modo del vestiario popolare ha già capito che i nostri ospiti arrivano da Desulo, è inconfondibile il vostro abbigliamento, e quindi Desulo, il coro Padentes, per ricordare un libro di Michele Congias, mi pare, che proprio raccontava questo luogo di boschi e sorgenti, proprio definendolo Padentes, e da queste definizioni il coro ha scelto di raccontare Desulo così, attraverso la musica del suo direttore del coro Padentes, Ivano Argiolas, che prende spunto dalle liriche del poeta più importante di Desulo, ma di un poeta molto amato da tutti noi sardi, Antioco Casula, noto Montanaru, e in questo primo canto ci racconta Montanaru, con la musica di Ivano Argiolas e le voci del coro Padentes, la Barbagia di Belleville, la sua Barbagia, in quest'inno, in questo omaggio che si intitola A te Barbagia mia. Dai
Sono Padentes, ma noi chiediamo di fermare un attimo il loro canto perché intanto vorrei chiacchierare un po' con il giovane assessore alla cultura del comune di Orotelli, perché mi piacciono molto queste iniziative. Intanto stava partendo un applauso per l'assessore Maria Antonietta Santoni, adesso è arrivato. E mi piace molto questa